Eccoci qua, abbiamo il piacere di avere con noi Pierluigi Rizziato, collega giornalista ma anche scrittore, insomma, che dopo il successo di un bel libro dedicato alla storia di Mestre ha bissato, sempre per la Biblioteca dell'Immagine, con la storia di Chioggia. Allora, a leggere l'introduzione ci sono anche dei riferimenti personali. In gioventù il nostro ospite, pur essendo mestrino, ha frequentato Chioggia, in particolare credo il suo litorale e le sue spiagge, ha conseguito la maturità a Chioggia, insomma c'era in qualche maniera un motivo anche per parlare di questa città. Il pretesto però qual è? Perché interessarsi a Chioggia? È una città ricca o, come magari in maniera superficiale si pensa, è una Venezia minore? Allora io escluderei Chioggia di pensarla come Venezia minore, perché in realtà non lo è. È una città ricca di storia, ricca di eventi, ricca anche di leggende arcane, di aneddoti, di personaggi illustri. Avremo modo anche di citarne alcuni probabilmente. E poi è una città che, la cui nascita è precedente a quella di Venezia, perché si perde addirittura, come succede per Padova, come per Aquileia, diciamo anche Mestre, ai tempi della guerra di Troia. Infatti si può ipotizzare, come racconta Omero, che uno dei tanti eroi decaduti che fuggirono da Troia fosse Clodio, che insieme ad Antenore, Mestele e Aquilium, che fondò Aquileia, giunse in questa zona e dette vita a Chioggia. Questa è un'ipotesi. Altre ipotesi risalgono in epoca romana, quindi sempre antecedente alle invasioni barbariche, che ci fosse un Clodio, o un Clodio Pulcro, un Clodio Augusto o un Clodio Albino. Tutti personaggi che da Roma girarono per l'Europa, e non si esclude che nel loro rientro a Roma trovassero in quest'area un luogo idoneo dove, non so, fondare un castrum, dove fondare una comunità che poi si è sviluppata ed è diventata Chioggia. A proposito di personaggi illustri, prima fuori onda mi ha detto: sai chi era Marco Cacco? No, chi era? Allora, è un modo di dire, ai tempi di Marco Cacco. Sì, allora, esiste. Esiste, di una cosa vecchia, di una cosa di cui non si sa l'origine, si dice ma risale ai tempi di Marco Cacco. Questo Marco Cacco fu un personaggio realmente esistito, e dobbiamo parlare prima di tutto della Torre di Bebbe. La Torre di Bebbe è una torre che è stata realizzata intorno alla metà del Settecento come torre di avvistamento o di argine delle invasioni barbariche, gli Ungari, i Longobardi, eccetera. E venne fatta sostanzialmente dove adesso si trova la frazione di Capasqua. Passiamo a qualche anno più tardi, nel 1214. Si svolge a Treviso una sorta di tensione cavalleresca sotto il periodo pasquale fra Venezia, Padova e Treviso. In cosa consisteva questa tensione cavalleresca? Dei cavalieri dovevano conquistare le fanciulle che erano all'interno di un castello artefatto, fatto per l'occasione in legno, montato, e lanciavano loro fiori, dolciumi, caramelle, eccetera, e dovevano conquistare queste fanciulle. Succede che Venezia vince questa tensione goliardica, diciamo. Padova, per quanto goliardica, si irrita e brucia il gonfalone veneziano. Da lì questo tenzone cavalleresco, ripeto, questa festa sostanzialmente, si chiamava festa d'amor, mi pare, si trasforma in una guerra vera e propria, una tensione vera e propria fra Padova e Venezia, che va a concludersi alla Torre di Bebbe. Quell'area a quei tempi era un'area paludosa, acquitrinosa. Questo Marco Cauco, un comandante delle truppe chioggiotte, per cui un personaggio realmente esistito, cosa fa? Decide di attirare i soldati di Padova
nella zona acquitrinosa, approfittando dell'alta e bassa marea. Li attrae nella bassa marea in un periodo in cui però la marea sale. Questi vengono inglobati, incastrati dall'acqua che è salita e vengono tutti fatti prigionieri dai chioggiotti che giungono lì con le barche e li fanno prigionieri. La beffa, perché poi si conclude tutto in beffa, è di denudare questi avversari padovani e mandarli a casa nudi per proprio metterli in balia del ludibrio degli stessi loro concittadini per la figura che hanno fatto in quell'occasione. Da questa storia del 1214 si rifà il detto ai tempi di Marco Caco, questo personaggio realmente esistito. Cioè, al confine appunto, tra goliardia e fatto d'armi, perché credo che a quell'epoca tagliare la testa non ci volesse molto, questi invece lo rimandarono comunque, diciamo, a casa. È proprio un fatto che parte da una cosa allegorica, diciamo, diventa un'attenzione vera e propria e poi sfuma proprio una beffa, anche quella che attenua un po' la tensione fra Padova e Venezia allora. Ci sorprenda, caro Gigi Rizziato, quali sono i personaggi illustri di Chioggia? Guarda, immagino un veneziano del centro storico di personaggi illustri a Chioggia. No, i personaggi illustri sono moltissimi. E mi piace citare per esempio un Benintendi de Ravignani. Questo Benintendi de Ravignani fu diciamo così, un funzionario di Chioggia che per le sue capacità diplomatiche venne acquisito da Venezia, che lo fece gran cancelliere. Con questa carica Benintendi de Ravignani divenne amico del Petrarca, soprattutto nel periodo del Petrarca che visse ad Arquà, e convinse il Petrarca a donare molti dei suoi libri a Venezia, e questi molti libri che il Petrarca donò grazie all'intercessione di Benintendi de Ravignani a Venezia, questi libri furono la base sulla quale si costituì la Biblioteca Marciliana, per fare un esempio. Per esempio mi piace citare Giovanni Caboto. Giovanni Caboto, navigatore, più conosciuto, figlio di Sebastiano Caboto. Lo cito perché le origini di Giovanni Caboto vengono contese anche da Ancona, da Genova e da Civitavecchia. Però siccome questo Giovanni Caboto in un secondo tempo della sua vita visse a Venezia, secondo me è molto più probabile che fosse di Chioggia che non di Genova, Civitavecchia o Ancona. E fu un navigatore illustre che sulle orme di Cristoforo Colombo scoperse il Canada nel 1497. Non a caso in Canada lo stretto fra Terranova e il Labrador, che imette nel Golfo San Lorenzo, si chiama Stretto Giovanni Caboto. Posso citare, non so, non è di Chioggia, è di Venezia, ma il Carlo Goldoni con le sue baruffe chioggiotte. Lui visse dal 1725-1729 a Chioggia nella casa di Rosalba Carriera. Questa Rosalba Carriera è una delle più illustre ritrattiste mai riconosciute in Europa. E ce n'è anche un altro comunque ritrattista, chioggiotto questo, Natale Schiavoni, che nel 1815 fu chiamato alla corte di Vienna da Francesco I per avere da lui un ritratto. Ma visto che stiamo parlando di ritrattisti, spendiamo due parole anche però sulla copertina, sull'autore, visto bella idea. Allora, che poi all'interno c'è anche una ricca documentazione olografica. Allora, quando è nato questo libro ci siamo posti il problema della copertina e si pensava ad altro, fino al momento in cui Roberto Perini, collaboratore del Gazzettino da Chioggia, che ho interpellato e che mi è stato anche di aiuto per questo libro, soprattutto per i periodi più recenti, mi disse che avrebbe contattato il figlio di Luigi Pagan, perché era un vedutista di questo secolo fra i più apprezzati. La cosa venne accolta con entusiasmo dal figlio, che ci concesse la copertina, che è molto bella, di questo libro, che sostanzialmente ha tutto quello che c'è di Chioggia: la pesca, la povertà che c'era in passato, il canal Vena, il canal principale di Chioggia, le case sui canali, proprio c'è l'atmosfera chioggiotta, e qui è ottimamente rappresentata.
E poi all'interno ci sono circa 10-12 tavole dello stesso pittore, dello stesso artista. E alcuni caratteri dei Chiogiotti, che vengono in qualche maniera identificati in questa maniera, tipo il fatto di parlare a voce alta, l'amore per il gioco, qualcuno li identifica un po' come i meridionali del nord. Allora, come caratteristiche, come modo di vivere, ecco, si ritrovano anche nella storia o sono leggende? Ma direi che sicuramente il carattere dei Chiogiotti, le caratteristiche della città intera, compresa fra Chioggia e Sottomarina, lo spirito stesso dei Chiogiotti, in questo libro traspare, viene fuori. E mi è piaciuto raccontare, soprattutto dalla loro parlata, il dialetto chioggiotto, che è un dialetto particolare che tende ad appoggiarsi sulle vocali, ad allungare un po' le parole, è un dialetto simpatico. Qualcuno dice che segue l'andamento del mare. È una bella espressione, però si dice che sia anche frutto sia della vicinanza di più città attorno a Chioggia, la stessa Venezia, Padova, Rovigo, ma anche Genova, perché Genova, qui risaliamo alla famosa guerra di Chioggia, che la guerra di Chioggia, diciamo così, che non è la guerra di Chioggia, è la guerra che si è svolta a Chioggia fra Venezia e Genova. È avvenuto fra il 1378 e il 1380 ed è stata una cosa devastante, soprattutto per Chioggia e per Sottomarina. Per Sottomarina, come conseguenza di quella guerra, ebbe la distruzione, fu distrutta nel corso della guerra fra Genova e Venezia che si svolse a Chioggia. E ripeto, tutte queste cose vengono narrate qui dentro. Bene, mi fermo qua, devo fermarmi qua, perché andiamo in sigla. Grazie a Pierluigi Rizziato. Grazie a te. Collega giornalista e autore di questo volume, Storia di Chioggia, Biblioteca dell'Immagine, come sempre ricco di tantissimi riferimenti e di oltre 600 date, mi diceva prima fuori onda. Esatto, grazie. Un gran lavoro. Grazie, a voi, alla prossima. Bene.